è Stefano Rosso, e questa è una vera e propria rivalutazione, perché è uno di quei cantautori che hanno segnato certamente una generazione nei primi degli anni 70, poi per ragioni diverse è caduto un po' nel dimenticatoio, è stato messo un po' all'angolo. Eppure è molto importante, perché unendo questo stile musicale country allo stornello è certamente uno dei più importanti esempi di quella che potremmo definire una scuola romana della canzone d'autore. E ovviamente Stefano Rosso ha scritto cose su questo stile, però ha scritto anche qualche pezzo un po' più così delicato, come quello che andiamo ad ascoltare. Pensate, questo pezzo credo che sia proprio inedito, nel senso che non mi risulta una sua registrazione discografica. Lui lo cantava spesso nei locali nei quali poi si esibiva una volta che è caduto un po' in disgrazia, e l'unica registrazione che noi abbiamo è un live fatto in uno di questi locali, dove lui si accompagna con la chitarra proprio cantando questo pezzo. Tra gli spettatori spesso c'è stato Alex Britti, che poi, una volta che Stefano Rosso è morto, ha pensato di omaggiarlo e di fare una cover di questa canzone, e giustamente lui definiva Stefano Rosso uno dei suoi supereroi, così come lo è stato per noi ragazzi che eravamo ragazzini proprio nella prima metà degli anni 70. E questa canzone che ora andiamo ad ascoltare è una canzone molto delicata, è una di quelle classiche canzoni dove abbiamo un testo delicato che dice cose molto belle con accenti molto poetici, e a fronte di una musica invece molto più semplice. Qualcuno dirà forse non è eccezionalmente straordinaria come giro armonico, però nella canzone d'autore quello che conta è la musica giusta sotto il testo giusto, e questa è la musica perfetta per il testo che noi andiamo ad eseguire. Ma come dicevo, essendo un testo che ha accenti poetici, io credo che sia il caso di leggerlo prima di ascoltarlo poi nella versione cantata e quindi musicale. E allora, come già a Sassari, io ho chiesto aiuto ad un carissimo amico che da più di 10 anni porta la poesia in mezzo alla gente, e la porta talmente tanto che tutti i briefing letterari spesso lo chiamano e lo invitano, e quindi io stesso non ho fatto eccezione. E allora ascoltiamo questa Gli occhi dei bambini di Stefano Rosso, prima della versione del testo, quindi poetica, e poi quella musicale, ed invito quindi Pierluigi Alvao. Sono gli occhi dei bambini che fanno girare il mondo. Sono i sogni dei bambini che fanno tornare il sole. Sono gli occhi dei bambini che a volte fanno male. Sono i sogni dei bambini che fanno grande Natale e che fanno primavera ogni anno, ed ogni anno ci ricordano l'età e faticano a studiare poesie, ma cantano pubblicità. Sono gli occhi dei bambini che non vogliono dormire e nascondono segreti che non potrai mai capire. Sono gli occhi dei bambini che ci prendono per mano. Sono i sogni dei bambini che ci portano lontano dove un tempo volavamo, e un giorno forse torneremo là a giocare ancora col futuro tra una bugia e una verità. Sono gli occhi dei bambini, mentre un aquilone vola, ci raccontano la vita senza dire una parola.
Sono gli occhi dei bambini che incontri a colazione e ci vedi ancora un po' di sonno, e che Dio non è un'invenzione. Sono gli occhi dei bambini che sconfiggono la guerra, che la fanno solamente per giocare buttandosi a terra, che diventeranno grandi un giorno e forse un giorno diventeranno eroi. Ma con gli occhi dei bambini adesso ci innamoriamo noi come i bambini, noi. Sono gli occhi dei bambini che fanno girare il mondo. Sono i sogni dei bambini che fanno tornare il sole. Sono gli occhi dei bambini che a volte fanno male. Sono i sogni dei bambini che fanno grande Natale e che fanno primavera ogni anno, e ogni anno ci ricordano l'età, che faticano a studiare poesie e cantano pubblicità. Sono gli occhi dei bambini che non vogliono dormire, che nascondono segreti che non potrai mai capire. Sono gli occhi dei bambini che ti prendono per mano. Sono i sogni dei bambini che ti porta lontano, dove un tempo volavamo e un giorno forse torneremo là a giocare ancora col futuro tra una bugia e la verità. Sono gli occhi dei bambini mentre l'aquilone vola, che raccontano la vita senza dire una parola. Sono gli occhi dei bambini che incontri a colazione e ci vedi un po' di sonno e che Dio non è un'invenzione. Sono gli occhi dei bambini che sconfiggono la guerra, che la fanno per giocare buttandosi per terra, e che poi diventeranno grandi e un giorno forse capiranno che con gli occhi dei bambini ci innamoriamo. Capirai